Tifosi del Napoli, tenete a portata di mano questa bomba. L'impasse dei 75 milioni di euro si sta inasprendo e promette di fare scintille nelle prossime ore. Il Galatasaray è tornato in piena attività e il presidente De Laurentiis non scherza. Ci sono richieste impegnative sul tavolo e se non verranno soddisfatte, l'affare verrà annullato immediatamente. Restate con me fino alla fine e vi spiegherò tutto. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle ultime notizie dal nostro Napoli. Sono passati 7 giorni da quando questa storia dei 75 milioni di euro ha iniziato a circolare nel calcio europeo. L'importo è stato fissato, i club sono in trattativa, ma c'è ancora molta stallo. Oggi c'è stato un altro contatto diretto tra le parti e il Galatasaray ha fatto sapere che presenterà una nuova offerta definitiva entro mercoledì. Ma De Laurentiis è stato chiarissimo: senza solide garanzie bancarie non ha senso fare un'offerta. Andiamo dritti al punto. Il presidente De Laurentiis non vuole scherzare con i soldi del Napoli. Vuole che la prima rata di questo pagamento sia di almeno 50 milioni di euro, pagati in anticipo. E per di più, non accetta che la somma rimanente rimanga in sospeso fino al 30 giugno 2026, come il Galatasaray avrebbe cercato di mettere sul tavolo. Questa proposta di un pagamento che si estende ben oltre l'orizzonte semplicemente non avrà successo a Napoli. De Laurentiis è stato chiarissimo: o arrivano con i soldi in mano o l'affare salta. Senza queste garanzie, niente vendita, niente conversazione, niente accordo. L'atmosfera è pronta per una decisione. La scadenza è domani. Il Galatasaray ha tempo fino a mercoledì per presentare questa offerta, includendo tutto ciò che De Laurentiis ha chiesto. Se non succede, è finita. Dietro le quinte, la tensione è altissima. Il giocatore coinvolto è al centro di questa trattativa da miliardi di dollari e aspetta solo una decisione per capire se cambierà o meno squadra. Ma il Napoli è irremovibile. Nessuno se ne va a nessun prezzo, a nessun costo. Allora, tifosi? Cosa ne pensate della posizione di De Laurentiis? Ha ragione a pretendere un pagamento fisso o dovrebbe essere più flessibile per facilitare la cessione? Commentate qui sotto con la vostra opinione, perché vogliamo davvero sapere cosa ne pensate. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare le notifiche, perché questa storia potrebbe cambiare da un momento all'altro e sarete i primi a saperlo. Alla prossima, Forza Napoli!